sta registrando ragazzi, ha voluto registrare, c'è un piccolo filmato, Sì. Cominciate a parlare, lo mettiamo su YouTube. Vedete amici, questi qua sono il maestro alla vostra sinistra, dove vedete il maestro Giorgio Frigerio, una persona meravigliosa, una persona che scrive della musica stupenda. Lo so che adesso sta dicendo che io esagero, però voi avete visto sul nostro canale come sono belle quelle musiche, perché le parole acquistano senso quando c'è una musica che ne rivela la bellezza. Al centro c'è un grande musicista, Antonio Anzivino. Antonio Anzivino è una persona magnifica, è un amante della cultura, sta scavando nelle pietre del nostro sud per riportare a galla tutto ciò che può essere dimenticato, quello che è diciamo, la cultura musicale e popolare della nostra terra. E quando parlo della nostra terra io parlo del sud, perché loro sono della grande terra di Foggia, io sono di Napoli, ma siamo dello stesso paese. Alla vostra destra c'è un altro amico, un brigante che segue sempre, Gaetano Arcovinto. Viva il Sud. Adesso vorrei qualche parola dal maestro Frigerio. Maestro, oggi questo sito andrà su YouTube, Crocco 57. Una parola, qualcosa da dire ai nostri amici. Emozionato, non è che posso, io in genere cerco di far parlare un po' le poesie del caro maestro Ambino Separano, con una musica diciamo, molto semplice, che cerca però di arrivare un po' al cuore della gente. Questo è il mio intento, però il lavoro che stiamo facendo possa davvero arrivare al cuore della gente, perché questa riscoperta di antiche gesta di persone che hanno fatto la storia d'Italia, e quindi l'intento è questo, di cooperare a fare io non sono un poeta, non so parlare bene come potrebbe parlare il maestro, e quindi mi fermo qui. Il maestro Giorgio non è un poeta, è la poesia, perché lui incarna la poesia, e allora l'umiltà con cui lui incarna la poesia e la esprime nella musica, poi in effetti avete potuto dirlo dalle sue parole, è un grande. Parliamo di Antonio. Antonio, qualche parola tua, con la tua voce bella, calda, meridionale. Diciamo che io rappresento il gruppo folk Terra Nostra, che siamo diversi personaggi, ci occupiamo, come ha detto il nostro arrangiatore, di canti popolari. Ultimamente stiamo facendo anche dei canti in lingua brescia, albanese e in franco provenzale. Quindi questo lavoro piace nel futuro e vedremo un po' questo scopo. Grande. E qualche parola anche a te, brigante. Uomo se nasce, brigante si muore. Questo è il mio motto. Perché tradotto per i non meridionali, uomo si nasce, brigante si muore. Ecco i briganti, ecco la quintessenza dell'arte. Signori, Crocco 57 vi saluta, a più presto. Ciao.